Una pipa? Ma la mamma non fuma. La regala al nonno, doppio regalo, no? Ma no, ci vuole qualcosa di speciale. Un bel paio di occhiali. Ma la mamma non servono. Ma uffa, li regala la nonna, 2 regali in uno. Ma finiscila. Ma non fatemi fare brutte figure. Ma che figure? Se seguiamo i tuoi consigli. Cosa vorrà? Senti, segui bene, non ci serve niente. Ma no, vuole che lo seguiamo. Andiamo allora. Dove siamo? E questi? Ma questa è Cenerentola. Ehi, guardate il principe azzurro, che bello. Guardate Cappuccetto Rosso. Ma perché dormono? Sono stati stregati dal mostro spaziale. Ma tu parli? Certo, qui sono nel mio mondo e posso comunicare con voi. Ma perché il mostro spaziale li ha addormentati? Già, e perché ci hai fatto venire qui? Vi ho fatto venire qui perché sono sicuro che voi potete aiutare i miei amici. Ma tu, ma no, ma noi come? Nascondiamoci, quando sarà il momento interverremo. Ma no, non mi hai ancora detto perché il mostro spaziale li ha catturati. Non lo so neppure io, per ora possiamo solo nasconderci e aspettare. Va bene, purché l'attesa non sia troppo lunga. Certo, con tutto il tuo impegno, Stasi. Donna, che occhi grandi che... Oh, ma dove sono? E tu che fai qui? Tu non sei la mia nonna. Certo che no, principe azzurro, ti sembra forse sua nonna? Lascialo perdere, il principe azzurro è mio. No, mio! Mio! Calma ragazzi, non c'è bisogno di litigare. Anch'io sono un principe. Pinocchio, Pinocchio, guarda che ti crescerà il naso. Più di così.